La collaborazione con ERSA è nata, se ricordo bene, nel 2019. Quindi nel 2019 abbiamo iniziato proprio a vedere insieme i contenuti del progetto, quindi a valutare insieme in quale aree effettuare il restocking, qual era soprattutto la situazione al momento, perché appunto l'ARPA fino al 2020 ha monitorato la camelea nelle aree costiere del Friuli Venezia Giulia per la sanità, quindi per i controlli sanitari. Quindi avevamo abbastanza idea di dove erano gli ambiti migliori per fare restocking, quindi conoscendo anche la granulometria dei fondali e quali erano le zone che maggiormente necessitavano appunto di questa attività. Devo puntualizzare anche che mentre ERSA appunto era investita di questa opera per quanto riguarda appunto questa attività ministeriale sul restocking, ARPA contemporaneamente è stata investita dalla regione per fare un'attività identica però sulla costa della zona di Lignano. Mentre loro hanno operato su Grado, noi abbiamo operato su Lignano. Quindi in questi anni abbiamo fatto in modo che le attività andassero avanti parallelamente, quindi una per un motivo e l'altra per l'altro, però insomma lavorando sempre in collaborazione con ERSA, dalla definizione delle aree sino poi ai passaggi successivi, ai momenti della semina, ai momenti dei controlli della presenza di competitor, sino appunto adesso che siamo appunto nella fase del controlli, proprio di verificare come se l'attività è stata è andata a buon fine oppure insomma se c'è qualcosa da correggere. I passi successivi che vorremmo fare insieme sarebbe proprio vedere come cercare di mantenere questa risorsa, quindi fare in modo che la risorsa adesso è stata seminata, adesso in alcune zone abbiamo visto che sta crescendo e sta crescendo bene, in altre un po' meno, e quindi vedere anche proprio come mettere in piedi dei protocolli per cercare di proseguire con questa attività negli anni e fare in modo che questa attività fatta possa dare i suoi frutti.